Il maltempo si è spostato a sud dell'Italia, come si era previsto, è stato così. In effetti ci sono in atto alcuni temporali su tante regioni del sud Italia, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Sicilia. Già qui in Campania è passata via, quindi a noi non ci ha proprio colpiti, quindi a noi è passata, però ci sono in atto alcune piogge sui settori della Basilicata, della Calabria, della Puglia, della Sicilia e diciamo che nelle prossime ore ci saranno ancora questa forte instabilità meteo, sollecitate da questa massa d'aria fresca, quindi ancora saranno a rischio di rovesci temporali e locali nubi fragili, quindi sempre Puglia, Basilicata, Calabria, ma soprattutto le coste ioniche, quindi ci saranno acquazzoni che potranno colpire i comparti della Sicilia pure, settentrionali e orientali. Diciamo che verso sera tardi si potrà avere un miglioramento, ma non per adesso, si prevede verso le 9:30-10 ci sarà un netto miglioramento, quindi ancora altre poche ore di maltempo generale, che poi già da domani ragazzi arriverà un'altra volta di caldo africano, quindi è solo momentaneamente queste 2 o 3 ore di maltempo, poi tornerà tutto come prima, quindi ragazzi ripeto, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia sono a rischio di temporali che saranno in effetti passeggeri, quindi un altro paio di ore e sarà terminata, quindi in queste 4 regioni ci potrà essere ancora forte stabilità meteo, invece per il centro e per il nord e anche per la Campania, perlomeno a Salerno, il tempo è buono, quindi si tratta proprio del sud Italia, a partire dalla costa calabrese fino alla Sicilia in effetti. Quindi già stasera, fra 2 o 3 ore, sarà tutto passato. Quindi ragazzi, massima attenzione come sempre, perché saranno temporali brevi però molto intensi, quindi sempre massima attenzione, perché si sa che all'improvviso arriva un sacco d'acqua, quindi come sempre dico di prestare massima attenzione, mai sottovalutare la situazione, perché improvvisamente la macchina o qualsiasi altra cosa può essere portata via da questa forte pioggia che si accumula velocemente. Quindi se vedete che l'acqua incomincia ad aumentare, uscite dall'auto, dal motorino dove state e cercare un riparo sia molto più in alto, uno scalino, una cosa, quindi toglietevi dalla strada e come sempre se potete, che vedete che piove molto, evitate di uscire perlomeno se vedete che davvero incomincia a piovere forte, perché sembra nulla però nel corso degli anni ragazzi abbiamo visto che tante persone si potevano salvare e invece con questa cosa addirittura ragazzi vanno a vedere il mare al mare e a volte è capitato che il mare ha preso l'auto con tutti i ragazzi, quindi quando è maltempo mi raccomando non pensate mai di andare a vedere il mare da sopra il porto, perché ragazzi il mare vi tira giù, quindi evitate queste cose che sono proprio stupide, perché con la natura ragazzi non si scherza, quindi è inutile. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata, stasera spero di fare la diretta con le nuvole, zitto facciamo le corna, non ci stanno, speriamo che si mantiene così, così verso le salirò un po' in montagna per vedere se riesco a vederla bene la luna, quindi devo cercare un posto dove andare dove c'è meno illuminazione, che così la riesco a vedere perfettamente, anche perché da qui si vedono un sacco di luce e quindi non si vede come si dovrebbe. Quindi ragazzi, se volete guardare la luna mi raccomando un posto dove si vede, ci sta poca luce in effetti, dove la città è un po' più lontana, che così vedrete bene la luna, quindi non ci saranno queste cose di luci. Quindi ragazzi, come ripeto, attenzione a queste ultime ore di maltempo,
che sono dalla costa calabrese alla, diciamo, alla Sicilia, quindi sono altre orette più o meno di maltempo, ragazzi, quindi evitate di andare vicino a porto a vedere se il maltempo, queste cose qui, se ci sta tanta acqua, evitate, ragazzi, come sempre io lo consiglio, quindi state a sentire perché così è. Diciamo, la forza della natura, ragazzi, non la ferma nessuno, quindi come sempre dico, io se posso fare a meno a volte quando vedo che piove proprio forte, se è necessario che devo andare a lavorare, queste cose qui, uno va, però se devo andare per gusto, per divertimento, poi altro evito, quindi solo in caso veramente ci sia bisogno, che a volte una pioggia normale può diventare qualcosa di particolare. Ciao Matteo, quindi ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo più tardi per la diretta della luna, sperando che non sia nuvoli un'altra volta, quindi facciamo corna e che rimanga il tempo come è ora. Ciao a tutti e ci sentiamo più tardi.